Euroregione News. Friuli Venezia Giulia, da ultimi a unici. Sindaco di Codroipo Fabio Marchetti. Le fasce più deboli della cittadinanza lamentano ritardi nelle assegnazioni dei contributi assistenziali. Cosa sta succedendo? L'UTI del Medio Friuli avanza oggi 1 milione di euro, o meglio si ritiene in cassa senza erogarli alla povera gente che ne ha bisogno. Mi riferisco alle misure di sostegno al reddito, alle misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche, alle misure fatte apposta per la povera gente, che sono sostegni economici al reddito e quant'altro, che Regione Friuli Venezia Giulia ha già erogato da molto tempo all'UTI del Medio Friuli, e questa non ha provveduto a girare come di dovere all'ente gestore dei servizi sociali, ovvero all'ASP Daniele Moro. Stiamo parlando di più di 1 milione di euro di risorse, le quali non vengono distribuite per inadeguatezza del personale e degli amministratori, dico io, di quell'UTI, che oggi sono rimasti sulla carta in 5, in realtà uno solo ne ha facoltà, che è il presidente del Negro, peraltro con un ricorso vinto per un voto al Consiglio di Stato. 1 milione di euro quindi ancora trattenuti nelle casse di questa unione territoriale, quindi nelle casse del comune di Basigliano, Sevegliano e Merreto di Tomba, ma il tempo necessario per acquistare gli arredi e per incaricare un professionista che valuti lo stato degli impianti elettrici e idraulici di Villa Zamparo a Basigliano per fare la nuova sede dell'UTI, quello invece l'hanno trovato. Quindi spendono poco e spendono male, i soldi che invece dovrebbero erogare per la povera gente si ritengono in tasca e nessuno ha capito ancora perché. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.